un forte impegno per la promozione della dieta mediterranea. Ma io credo che questo sia un nuovo fattore di competitività che abbiamo acquisito in maniera particolare in Campania, ancorché valore immateriale dell'UNESCO, il riconoscimento immateriale dell'UNESCO, diventa l'altro elemento per circondare le eccellenze della nostra regione, il territorio, la straordinaria bellezza dei panorami a mozzafiato, in uno anche a quello che è lo stile di vita, appunto ricompresa all'interno della dieta mediterranea, come la grande occasione per dire non al turismo mondiale, ma a chiunque di partecipare e di essere all'interno di questo nostro territorio, perché la dieta mediterranea comunque è nata lì, c'è una residenza stanziale per decenni da parte di coloro i quali l'hanno inventata, che si sono abituati a quello stile di vita, e quindi corroborare i nostri cibi e le nostre eccellenze con questo valore immateriale credo sia il grande fattore di competitività di un'agricoltura campana che non è più sola chiusa nella sua torre d'avorio, ma che interagisce con tutti gli altri settori, col turismo in maniera particolare, perché sono questi i punti e gli snodi attraverso il quale far passare lo sviluppo ecosostenibile della nostra regione.